Allora, buonasera, possiamo cominciare concludendo questo nostro ciclo che era iniziato circa un mese fa e affrontando oggi una materia enorme. Mi spiace se dovrò andare via in modo un po' grossolano rispetto a temi che richiederebbero ben altro tipo di riflessione. Ci siamo lasciati l'ultima volta parlando dell'ingegnere politecnico e della sua cristallizzazione, diciamo così, o meglio la formalizzazione del suo profilo sia didattico che professionale attraverso le grandi scuole francesi, l'École Polytechnique e le Grandes Écoles, cioè le scuole dove, uscendo da questo approccio fisico-matematico, l'ingegnere affronta una serie di temi di carattere applicativo: l'idraulica, le tecniche minerarie e tra le altre la costruzione. Ma che ne è dell'architetto nel frattempo? L'architetto, abbiamo visto, è sempre più relegato ad una sfera che è quella del bello, quasi scacciato dall'ingegnere rispetto a quelle che sono le categorie che Vitruvio aveva delineato, che costituiscono ancora l'elemento di riferimento, ovvero Venustas, e qui l'architetto c'è; Firmitas, solidità, e qui l'architetto non c'è; Utilitas, e qui l'architetto c'è sempre meno. Ce ne sarebbero altre, ma soffermiamoci su queste tre. Vedremo come nel corso dell'Ottocento si tenterà di avvicinare senza successo questi due poli che tenderanno sempre di più a divergere: la formazione dell'architetto e la formazione dell'ingegnere. Abbiamo accennato brevemente a quello che accade nel Seicento, quando si formano le accademie e quando abbiamo grandissime figure di architetti che al tempo stesso sono anche scultori o pittori, o anche scultori e pittori. In questo momento a Roma c'è una bellissima mostra a Palazzo Barberini su Lorenzo Bernini, il quale a metà del Seicento, anche nella seconda metà del Seicento, rappresenta, se volete, l'epitome, la massima espressione di un architetto che confina, anzi si destreggia con grande sapienza anche nel campo della pittura e della scultura. Quindi le accademie che nascono a partire dalla Francia nella seconda metà del Seicento, anzi la prima è stata a Roma, San Luca, alla fine del Cinquecento, ribadiscono questa contiguità dell'architettura con la pittura e la scultura, anzi in una posizione, vedremo, un po' subalterna. Questo quadro, che è degli anni 30 dell'Ottocento, si chiama The Architect's Dream, il sogno dell'architetto. È di un pittore semisconosciuto nordamericano che si chiama Thomas Cole, e vediamo l'architetto adagiato su un capitello che guarda rispetto a due diversi tipi di riferimenti: l'architettura antica, classica, variamente intesa, baciata dal sole e dalla luce, e in ombra qualcosa che sta emergendo, il riferimento al Medioevo, all'architettura medievale, a quello che poi prenderà proprio in quegli anni il nome di Gothic Revival. Ma è un architetto che guarda alla superficie, che guarda all'involucro, che guarda al trattamento della facciata, che è quasi allontanato dal problema della costruzione e della distribuzione. Vi dicevo dell'Accademia. In Francia l'Académie de France, che nasce nel 1672, 71, come vedete da questo medaglione che viene fatto per l'occasione, l'Accademia nasce sotto gli auspici di un grande architetto che lavora per il re, in questo caso Luigi XIV, François Blondel. È talmente vicino al re che l'idea è quella di collocare l'Accademia dentro lo stesso Louvre. La prima sede dell'Accademia sarà il Louvre stesso, all'interno di questa grande facciata che però disegna in quegli stessi anni. Ecco, guardate, qui ho evidenziato in giallo la parte che dentro il Louvre, il cortile principale del Louvre, è dedicata all'architettura, a partire dal fatto che quello che vedete, la parte inferiore di questa corte, è dedicata all'Accademia di Belle Arti. L'architettura quindi occupa una porzione veramente secondaria ed è un'architettura basata sulla copia del vero,
a cominciare dai monumenti, i monumenti dell'antichità, ma anche del Rinascimento italiano, e la capacità del disegno. Il disegno è il centro della capacità dell'architetto. Tant'è che l'Accademia di San Luca, quando si darà i primi statuti che in qualche modo prefigurano degli itinerari professionali, diciamo così in modo un po' generico, prenderà il nome di Accademia del Disegno, ma questo avverrà all'inizio del Settecento. Il corso d'architettura, come vedete, qui siamo sempre all'interno dell'Académie Française, vedete, sono dedicati al re, una strettissima vicinanza al re. Ludovico Magno sta per Louis le Grand o Luigi XVI, questa è la porta di Saint-Denis che poi sarà realizzata in quegli stessi anni, e vedete come nel sottotitolo, nei termini che definiscono i principi dell'architettura, troviamo quello che avevamo già detto, cioè i rimandi a Vitruvio, i rimandi ai cosiddetti moderni come Vignola, Palladio e Scamozzi. L'Accademia Nazionale di San Luca, vi dicevo, diventa un polo di riferimento molto importante a partire, direi, dalla fine del 600, inizio del 700, quando appunto nascono gli statuti clementini cosiddetti, perché Roma è il luogo delle memorie dell'antico per eccellenza. Parleremo brevemente di Gian Antonio Selva, l'autore del teatro che ci sta di fronte, il quale, dopo aver frequentato l'Accademia di Belle Arti di Venezia, si recherà a Roma all'Accademia di San Luca, e lui stesso dirà che questa è stata la parte fondamentale della sua formazione di architetto. Qualcosa di simile, anche se come sempre in ritardo, accade in Inghilterra. La Royal Academy of Arts è fondata nel 1658 e oggi più o meno nella stessa sede, a differenza di quello che vedremo accadere in Francia e in Italia. Ma parliamo per un attimo di Venezia, non parleremo molto di Venezia, ma soffermiamoci sul caso dell'Accademia veneziana perché mi pare particolarmente interessante. L'Accademia viene fondata nel 1650 in una dimensione molto modesta, sia sul piano logistico che del corpo insegnanti. Nasce nel Fonteghetto delle Farine, quello che oggi sta accanto alla fermata di Vallaresso, è composto di poche stanze e l'insegnamento dell'architettura è impartito da un pittore, cioè si parla di architettura picta, si insegna a disegnare gli edifici che fanno da sfondo alla pittura, così come Canaletto e in parte Guardi hanno fatto e stanno facendo magistralmente. Ecco, qui vediamo un'immagine d'oggi del Fondaghetto delle Farine, variamente rifatto, ma il grosso salto è in età napoleonica, quando nel 1806 si decide di trasferire l'Accademia nella sede del complesso della Carità, scuola, ex convento e chiesa, trasformati non soltanto in sede di insegnamento, ma anche in museo. E qui lo stesso Selva di cui abbiamo detto partecipa in prima persona. Vi è una radicale riforma proposta dallo stesso Selva, che oramai è un uomo di più di 55 anni, il quale propone di introdurre l'architettura statica, cioè un'architettura che abbia a che fare con i problemi costruttivi e anche con i problemi della distribuzione. Questa riforma sarà approvata e in effetti l'Accademia di Venezia, a partire dalla riforma napoleonica, cambierà assetto e fornirà una leva di architetti molto più legati alle necessità della società. Ecco, questa è ripresa dal primo catasto napoleonico, vedete, già è segnato Reale Accademia di Belle Arti. Non c'è ancora la parte inferiore, che sarà costruita più tardi e dedicata a quadreria. Nel cortile c'è un prospetto disegnato da Palladio e questo segna una sorta di continuità. Vedremo l'importanza di Palladio nella nascita di quella che si chiamerà composizione e che ridarà all'architetto una capacità di misurarsi meglio con i problemi della società.
Leopoldo Cicognara è il direttore dell'Accademia, il regista di questa operazione, è un umanista che viene da Ferrara, non ha una particolare passione per l'architettura, è più incline ad apprezzare le opere di scultura e di pittura, e Antonio Canova invece è un regista importante. Noi conosciamo il Canova scultore, ma c'è anche un Canova politico molto importante. Voi sapete che le gallerie dell'Accademia nascono grazie alla spedizione Canova in Francia. Canova sapeva quali quadri erano stati rubati dai francesi con la soppressione dei conventi e di alcune chiese, e guidando questa commissione, passando da città a città in Francia, riporta una serie di quadri con i quali nascerà la Galleria dell'Accademia, che in effetti, se ci badate, è molto, come dire, sbilanciata verso la pittura di soggetto religioso. Canova e Selva firmano la riforma dell'Accademia, che rilancia un architetto, come ho detto, meno legato alla sola sfera del bello. Questi sono disegni che escono dall'Accademia, degli studenti sotto la guida di Gian Antonio Selva, dove si esprime questo legame fortissimo con Palladio, quasi una continuazione. Palladio è al tempo stesso un modello locale, Palladio è veneto, ma anche parla una lingua universale, quindi si riesce a combinare ciò che altrove ben difficilmente si riesce a combinare. Questo è un progetto di facciata sul Canal Grande dello stesso Selva, progetto che non sarà realizzato, ma vedete appunto la fedeltà agli ordini filtrati attraverso soprattutto l'insegnamento di Palladio. Facciamo un salto a Parigi, dove sotto Napoleone, quasi in contemporanea con la nascita dell'École Polytechnique, abbiamo detto 1802, l'Académie des Beaux-Arts trova sede, una sede che più o meno corrisponde a quella attuale, in un ex convento soppresso e poi variamente ingrandita. E l'Accademia di Francia, l'École des Beaux-Arts, ha una caratteristica, che crea una sezione dedicata ai modelli da copiare. Addirittura, vedete, c'è un pezzo di tempio ionico, no scusate che ionico, dorico, collocato al centro. L'idea è che sì, il viaggio a Roma va bene, ma si può anche in qualche modo usare la copia dal vero, praticare la copia dal vero in situ. Vengono create, vedete, anche degli edifici nuovi come il Palais des Études. Il termine Beaux-Arts, soprattutto fuori d'Italia, servirà a designare un certo tipo di approccio dell'architettura, un approccio appunto basato sugli aspetti, diciamo, di superficie, basato sulla copia del vero e sull'uso del disegno. Questa è una delle rare fotografie che ci mostra un allievo dell'École des Beaux-Arts davanti ad un progetto di un edificio a 3 archi, ma sullo sfondo vediamo anche tante altre cose, vediamo dipinti, vediamo altri tipi di modelli. Questo è un edificio, uno tra i tanti che vengono costruiti in Francia per ospitare le scuole di belle arti, il Palais du Rhin, siamo a Strasburgo. Vedete come questo edificio risponda perfettamente al modello di composizione di cui parleremo tra poco. La composizione viene introdotta, anche se in realtà era un criterio già ampiamente usato, lo stesso Palladio usava lo stesso criterio, significa scomporre edifici esistenti, edifici che vengono da un catalogo illustre, edifici dell'antichità o anche edifici del Rinascimento italiano, scomporli e ricomporli secondo un asse di simmetria e ovviamente secondo le necessità che di volta in volta si pongono. Non è un'operazione in astratto, è un'operazione che cerca di seguire le necessità di tipo funzionale e distributivo che di volta in volta si pongono. Questo testo fondamentale per la storia dell'architettura, Recueil et parallèle des édifices de tout genre, è realizzato da Jean-Nicolas Durand e pubblicato nel 1799. Dà inizio a una nuova dimensione dell'architettura che risponde a una domanda in quel momento molto precisa, quella dei cosiddetti bâtiments civils, cioè edifici pubblici, che vengono creati in età napoleonica a partire da due diverse necessità. Una, gli ordinamenti di carattere igienico, nascono nuovi tipi come il cimitero e il mattatoio, sono
costruzioni che prima non esistevano, che nascono a partire da precise indicazioni di carattere igienico. L'altro fenomeno che fa convergere verso la sfera di bâtiment civil molti temi è il passaggio di una serie di funzioni fino a quel momento monopolizzate dagli enti religiosi alla mano pubblica, l'istruzione e soprattutto l'assistenza sanitaria. Ricordate che fino a tutto il Settecento queste funzioni erano in gran parte gestite dalla stessa Chiesa, da conventi, da enti religiosi, e sempre più questo passa nelle mani del settore pubblico, anche grazie alla contemporanea soppressione di conventi e la trasformazione in edifici pubblici. Venezia da questo punto di vista è un magnifico esempio, perché ancora oggi tutta l'attrezzatura di edifici pubblici a Venezia si basa su conventi espropriati. In qualche caso ritroviamo il convento con le sue caratteristiche, pensiamo alla stessa Accademia o pensiamo a alcune parti dell'ospedale civile. In altre situazioni abbiamo solo la presenza di un cortile quadrato che denuncia l'origine conventuale. Ma se pensate a ospedale, Accademia e museo, convitto, liceo convitto nazionale, il Foscarini, e via dicendo, l'ufficio delle imposte, sono tutti conventi espropriati che ancora oggi svolgono questa funzione. Quindi diciamo, a Venezia questo fenomeno della costruzione di nuovi edifici pubblici è limitato e si riduce soprattutto al riutilizzo di edifici esistenti. Ecco, qui vediamo alcune tavole del Recueil di Durand, vedete, sono composizioni alla grande scala dove l'asse di simmetria svolge un ruolo fondamentale. Questo termine composizione è ripreso dalla musica, ma in realtà era un criterio che già veniva ampiamente seguito. Ecco, vedete edifici che si compongono anche altimetricamente attraverso dei blocchi precostituiti. Nascono dei corsi nuovi, dei corsi di costruzione, ma in realtà costruzione in questo caso significa assemblaggio di elementi che servono a dar vita ad edifici e a nuove funzioni. Ecco, vedete, questo è un progetto di Camposanto, siamo a Messina, ma vediamo molto bene qua il criterio compositivo, no? L'asse di simmetria e una serie di elementi a partire da una sorta di tempio a pianta centrale e un lungo porticato e due ali. Ma vorrei arrivare ad un punto. Il criterio della composizione, i corsi di composizione, il rilancio delle accademie, come abbiamo visto nel caso di Venezia, creano una figura di architetto un po' più vicina alle necessità della società. Nasce in età napoleonica l'architetto civile, l'architetto di città. Ogni città ha un suo architetto, il quale coordina non soltanto la costruzione di nuovi edifici pubblici, ma di una serie di attrezzature come l'acquedotto, le stesse strade, insomma, tutta una serie di funzioni complesse. E mi interessa sottolineare il fatto che in 3 città vicine, Trieste, e qui vediamo Pietro Nobile, che è l'architetto civico di Trieste negli anni 10, prima di spiccare il volo, andare a Vienna e diventare architetto imperiale. Oggi, se andate a vedere su Wikipedia o in rete, lo trovate più spesso come Peter von Nobile, visto il ruolo che ha avuto a Vienna all'ombra dell'imperatore, ha costruito una serie di edifici importanti nella Hofburg. Ma Pietro Nobile a Trieste è l'architetto di città e ha un'origine di costruttore, è un proto, per usare i termini che abbiamo utilizzato all'inizio nella prima lezione. Discende da una dinastia di costruttori ticinesi. I ticinesi comaschi hanno questa grandissima tradizione. Gli stessi Lombardo a Venezia provenivano da quell'area, lo stesso Codussi, e però si è formato, ha conosciuto l'architettura classica, quel disegno che vedete in basso è suo, attraverso il contatto diretto con i monumenti dell'Istria, Parenzo e soprattutto Pola. È un po' come la biografia di Palladio, è un muratore che ha studiato il latino, è partito come costruttore, ma attraverso la conoscenza dei monumenti antichi e anche una particolare intelligenza e perspicacia è diventato architetto. Ecco, qui vediamo un disegno per la porta della Hofburg a Vienna, ma qui siamo già arrivati alla fase successiva.
A Padova invece l'architetto civico è un ingegnere, è quel Giuseppe Iappelli che abbiamo nominato l'ultima volta, che si è formato nell'unica scuola di ingegneria che esisteva allora in Italia, cioè l'Accademia Militare di Modena, e però è in grado di cimentarsi, Giuseppe Iappelli, con una grande serie di temi. Vedete a destra un bellissimo disegno per uno stabilimento industriale alimentato dal vapore, ma è anche colui che disegna il macello di Padova e altre attrezzature pubbliche. A Venezia l'architetto civico, fino in età napoleonica, nei primi anni del periodo asburgico, è lo stesso Gian Antonio Selva. Quindi abbiamo un ingegnere, un proto e un architetto, curiosamente chiamati più o meno allo stesso ruolo, che è un ruolo decisivo per il disegno della città. Un ruolo che vedremo, come dire, scapperà di mano sempre di più, sarà preso dall'ingegnere. L'ingegnere capo, soprattutto a partire dagli anni '80 dell'Ottocento, quando il problema delle reti si porrà in modo decisivo, reti di acquedotto, reti di fognatura, reti elettriche, reti di trasporto, la figura dell'ingegnere municipale diventerà la figura chiave fino ai giorni nostri. Ma torniamo, se mi permettete, all'École Polytechnique. Abbiamo lasciato un po' in ombra l'ingegnere. Questi sono disegni degli allievi della Grande École di Ponts et Chaussées, ponti e strade, i quali disegnano fari, come vediamo in questo caso, ponti. I ponti costituiscono uno dei temi principali delle esercitazioni degli studenti, ma vedete che la maniera di costruire i ponti non è molto dissimile dalla maniera con cui gli antichi romani costruivano i ponti. Sono ponti in pietra, realizzati con centine lignee. Ecco, vedete, anche qua non differisce da una tradizione antica dei ponti ad arco, e quindi con una differenza abissale con quello che sta succedendo contemporaneamente in Inghilterra. In Inghilterra, già a partire dal 1778, questo è il ponte sulla Severn, famosissimo ponte che apre qualsiasi testo di storia dell'architettura contemporanea, il ponte sulla Severn è realizzato completamente in ghisa. E vedete, è un sistema complesso, c'è una grande cerniera al centro, ci sono catene, elementi e contrappesi, scusate. Ma l'Inghilterra, nonostante un approccio del tutto empirico, abbiamo visto che non ci sono vere e proprie scuole per ingegneri, a parte le solite militari, e che le prime scuole per ingegneri, il London Polytechnic e l'Imperial College, arriveranno molto più tardi. Nonostante questo, sulla base della semplice empiria, costruiranno disegneranno, questo non è stato realizzato ed è ad opera di un ingegnere che si chiama Telford, doveva essere un ponte sul Tamigi, siamo nel 1808, badate bene, guardate la complessità e la novità di questo tipo di costruzione. Qui vediamo un altro ponte realizzato in Inghilterra. Naturalmente questo troverà una fortissima sinergia con la costruzione della rete ferroviaria. Anche qui gli inglesi sono all'avanguardia, come sapete la prima ferrovia è Liverpool-Darrington, poi estesa a Manchester, e poi dall'Inghilterra si diffonderà nel resto del mondo. Ma quello che voglio sottolineare è che gli inglesi arriveranno a realizzare queste grandi costruzioni tecniche senza l'ausilio di quel grande preambolo fisico-matematico che invece costituisce la base fondamentale del sapere dell'ingegnere francese, dell'ingegnere politecnico. È un atteggiamento empirico che guarda semplicemente ai materiali e alla loro capacità statica e fisica, che nasce questa figura di ingegnere imprenditore. Ecco, in Inghilterra nasce la figura dell'ingegnere imprenditore. È colui che si è fatto da solo, è un self-made man, esce qualche volta da una scuola tecnica ma poca roba, e che poi, diciamo, sul campo, attraverso l'esperienza diretta, diventa protagonista del progresso tecnico. Il caso più clamoroso è quello di George Stephenson, considerato a torto o a ragione il padre della
della locomotiva, della ferrovia. Stephenson non ha nessun tipo di preparazione, nessun approccio di carattere fisico-matematico, ma arriva ai vertici della capacità tecnica. Ecco, il treno ovviamente in quegli anni, soprattutto a partire dagli anni 40, diventa un elemento fondamentale. Il treno e annessi le costruzioni ferroviarie, i ponti in ferro, diventa, come è stato detto da moltissime parti, una sorta di rappresentazione del progresso tecnico, di materializzazione dello stesso progresso tecnico, e l'Inghilterra è all'avanguardia. Le stazioni ferroviarie in Inghilterra prima, nel resto del mondo dopo, ripropongono attraverso queste coperture in ferro questa idea di una società votata al progresso tecnico che si esprime attraverso queste forme. Ma la massima celebrazione, diciamo, della cultura ferroviaria basata sulla costruzione metallica e sulla supremazia britannica in questo l'abbiamo nel 1851 con la grande esposizione di Londra. È un ingegnere ferroviario che costruisce questo grande edificio, il Crystal Palace. Non si chiamava Crystal Palace, ma è il nome che viene comunemente dato dal pubblico entusiasta. Pensate, nel 1851, nel corso di una sola estate, viene visitato da 6 milioni di persone. Vi immaginate cosa voleva dire per quegli anni? E se ne parlerà a lungo, costituirà una sorta di icona del progresso tecnico. È una costruzione in ghisa e acciaio, costruita con un sistema prefabbricato, non ha una dimensione fissa, può essere allungato a piacimento. Infatti all'inizio non si sapeva quanti fossero gli espositori, per cui si è decisa questa forma elastica. John Ruskin scriverà parole di fuoco dicendo che questa non è architettura, questo è uno schifo, questo è uno stabilimento industriale, ma che nulla a che vedere con l'architettura, ma avrà grandissima eco nell'opinione pubblica in generale e ovviamente sui tecnici. Questa è una delle rare fotografie che abbiamo di una delle facciate del Palazzo di Cristallo. Qui vediamo l'interno, siamo ad Hyde Park, uno dei grandi parchi di Londra. Si sono voluti salvare gli alberi, questa è una delle immagini più famose. Sotto la volta principale abbiamo questa grande quercia e vedete c'era una grande ala centrale e poi c'erano dei ballatoi dove si esponevano merci di tutti i tipi. È stato detto, è scritto che il primo tempio del consumo di massa, che farà poi tra l'altro da modello ai grandi magazzini. I grandi magazzini prenderanno moltissimo spunto dal Crystal Palace. E qui vediamo un'immagine del sistema costruttivo, quello che poi sarà chiamata prefabbricazione. Questi sono i primi esempi di prefabbricazione da un catalogo dove compaiono al massimo 7-8 elementi, si compone un edificio assai complesso. Ecco, ho trovato questa immagine curiosa, un'immagine americana, il progresso del secolo, e chi c'è al centro? C'è un ingegnere. C'è un ingegnere che sta facendo dei calcoli, da una parte c'è chi stampa e dall'altra c'è una locomotiva, un treno e una natante a vapore, il telegrafo naturalmente. Ecco, l'ingegnere in questo scorcio di secolo riesce a diventare, ed è stato detto da più parti, una sorta di nuovo sacerdote della società, colui che meglio interpreta l'idea di progresso tecnico. Non l'architetto, qui vediamo alcune immagini, riprendiamo un particolare del quadro di Thomas Cole e lo vediamo a sinistra l'immagine di un architetto dell'École des Beaux-Arts che pure dispone già di un bellissimo tavolo con una sorta di tecnigrafo, di parallasse. La risposta francese al Crystal Palace saranno le Halles parigine, iniziate nel 1853, 2 anni dopo, e finite nel 1856. Purtroppo sono state distrutte nel 1979 per lasciare spazio a un bruttissimo centro culturale che adesso è in demolizione e che darà vita a un nuovo edificio ancora. Le Halles sono costruite, le Halles sono i mercati generali di Parigi.
quelli a cui Zola dedicherà il romanzo Il ventre di Parigi. In questo caso il ventre è ciò che si mangia, quindi il mercato alimentare. Niente a che fare con Il ventre di Napoli di Matilde Serao, che invece è la parte nascosta, più oscura, più sinistra. Le Halles rappresentano il tentativo dei francesi di adeguarsi alle nuove tecnologie che arrivano dall'Inghilterra. Ma l'architetto Baltard ha dovuto ricorrere largamente alla tecnologia francese, sia in termini di tecnici che di componenti costruttive. Ma i francesi sono, ecco, vedete un'immagine d'insieme dove si capisce molto bene il carattere prefabbricato e ripetitivo alla maniera del Crystal Palace. I francesi si rendono conto di questo gap e fondano una scuola completamente diversa. La scuola des Arts et Manufactures, che viene collocata nel 1853 nella sede del convento di Saint-Martin, è la presa d'atto che occorre un approccio di tipo meno matematico, meno fisico-matematico e più pratico e diretto. Se mi permettete, vi racconto un episodio della mia formazione di architetto. Io non sono portato per le scienze matematiche, ho fatto una fatica terribile per passare gli esami cosiddetti scientifici. Ho studiato a Milano al Politecnico, si facevano dagli ingegneri gli esami scientifici, si diceva al di là del fiume, perché dalla parte della strada c'era architettura, dall'altra il vecchio Politecnico con ingegneria, e io comincio il corso di meccanica razionale dove non capivo assolutamente niente. Il corso si svolgeva in questo modo, tenuto da un luminare, tutti mi dicevano che fortunato che sei, che hai il professore, non vi dico il nome. La lezione consisteva in questo: il professore andava alla lavagna, cominciava a scrivere delle formule, x più riempiva la prima lavagna, tirava giù a siparietto. Nel vecchio Politecnico c'era una lavagna a siparietto, poteva andare avanti fino a 20, e la lezione consisteva in una serie interminabile di formule. Il povero studente, a cominciare da me, usciva come un pugile alla 10ª ripresa, un pugile che l'aveva presa. Non capendo niente, chiedo a un mio amico che studiava ingegneria, gli dico: senti, aiutami, non capisco nulla. Non mi aiuta, ma mi mette in mano un libro inglese di meccanica razionale, inglese che allora non capivo tanto bene. Il libro aveva un atteggiamento completamente diverso, partiva dal fenomeno fisico. Il sasso che cadeva, il bastone che si piegava, poi arrivava la formula. Ecco finalmente spiegato a cosa serve la meccanica razionale. Il professore del Politecnico non voleva sporcarsi le mani con tutto ciò che non fosse formula matematica, anzi diceva che la matematica nella sua bellezza doveva sporcarsi nel matrimonio con delle tecniche applicative. Ho preso 21, che è stato il mio exploit, tutti gli altri erano 18 sudati, 21 in meccanica razionale, e lì ho capito per la prima volta che c'erano due approcci completamente diversi alla fisica, tant'è che in inglese la parola fisica sperimentale non esiste, la fisica è solo sperimentale. Ci sarebbe la parola experimental, ma se dite experimental physics è come dire errore di sbaglio in italiano, cioè ripetete due cose che hanno lo stesso significato. E poi potrei continuare. Quando sono andato negli Stati Uniti ho visto che i miei colleghi non sapevano assolutamente nulla di matematica, zero. Io ero considerato un'autorità, se c'era un problema di carattere matematico venivo consultato io, è stata la mia piccola rivincita. Il che vuol dire che quel tipo di formazione prescindeva completamente da un approccio di tipo fisico-matematico che invece costituisce il centro del modello francese ripreso in Italia e nell'Europa continentale, possiamo dire. La scuola des Arts et Manufactures ha sede in questo convento e non è un posto qualsiasi, perché in questo convento nel 1796, cioè in piena età, all'inizio dell'età napoleonica, viene dato il via al Conservatoire des Arts et Métiers. Che cos'è il Conservatoire des Arts et Métiers? È una sorta di traduzione, di materializzazione dell'Encyclopédie Française, dei procedimenti che sono descritti nell'Encyclopédie Française. L'Encyclopédie Française non va tanto a definire i termini come le altre enciclopedie, ma è soprattutto una sequenza di processi
processi chimici, processi fisici e anche legati alla costruzione. Il Conservatoire des Arts et Métiers, che vi consiglio di andare a vedere se avete occasione di andare a Parigi, già vi ho consigliato Plan Relief l'ultima volta presso il Musée de l'Armée. Questa è fatta di plastici, di modelli, e quindi lo studente, a differenza di ciò che accade nell'École Polytechnique, comincia subito con un rapporto diretto con la materia e i materiali. L'Encyclopédie Française, vedete, aveva tutta una serie di processi che venivano descritti e si materializzano nel Conservatoire des Arts et Métiers, dove ha sede questa nuova scuola per ingegneri che saranno ingegneri imprenditori, un po' alla maniera inglese. Vediamo le parti dedicate alla costruzione. C'è tutta una grande ala del Conservatoire des Arts et Métiers con dei plastici, dei modelli di costruzione. Qui vediamo gli strumenti del disegno. Ecco, vedete, Conservatoire National des Arts et Métiers, anche qui siamo in un convento, in una chiesa espropriata, la biblioteca è dentro la chiesa espropriata e abbiamo una serie di atelier. Vedete, il disegno ha sempre un ruolo fondamentale, ma la copia dal vero non avviene dalle rovine dell'antichità. Ci sono laboratori chimici, ci sono ovviamente anche delle parti teoriche, ma sono minori. Ecco, qui vediamo la parte destinata ai modelli, Galerie des Modèles Mécaniques, e a destra un modello di una scala complessa. Da questa scuola usciranno i grandi ingegneri francesi, a cominciare da Gustave Eiffel. Gustave Eiffel è un ingegnere chimico, nasce come chimico, e infatti la Tour Eiffel ha il grande vantaggio di utilizzare la ghisa, ma è l'ultimo exploit della ghisa, la ghisa che associamo alle costruzioni ferroviarie, che è un materiale pesante, rigido, ma che resiste all'acqua. Gustave Eiffel lo trasforma in parte in un materiale abbastanza elastico e riesce a costruire questo che diventerà il simbolo di Parigi. Gustave Eiffel, ma tutta una serie di grandi imprenditori francesi, a cominciare da 2 dei 3 fratelli Renault, usciranno dall'École des Arts et Manufactures, e mi soffermo su questo signore che si chiama Hennebique. François Hennebique è un allievo della scuola des Arts et Manufactures, ma ha un profilo simile a quello che abbiamo visto in Nobile e nello stesso Palladio. Viene dal mondo della costruzione, nasce da una dinastia di costruttori, ha fatto il muratore, ha fatto il capomastro e soltanto ad una certa età studia all'École des Arts et Manufactures. In italiano si direbbe ha fatto le serali, non so come si dica in francese l'equivalente. E Hennebique è colui che negli anni 80 dell'Ottocento brevetta quello che noi oggi chiamiamo calcestruzzo, cemento armato, anche se c'erano in campo, soprattutto in Francia, tanti altri tipi di brevetti. Quello di Hennebique ha la forza, la capacità di permettere un uso limitato del ferro. Capite che ad esempio in paesi come l'Italia, dove il ferro non è particolarmente abbondante ma è quasi completamente importato, questo sistema costruttivo avrà grandissimo successo. Hennebique brevetta e costruisce, sarebbe interessante soffermarsi, ma ci vorrebbe un ciclo a parte, un sistema suo proprio, un sistema commerciale. Lui vende il brevetto agli studi e vende la capacità di usare, di poter utilizzare il brevetto, e dà assistenza tecnica. Questo fino a un certo punto, poi si accorge che il sistema non può reggere. Infatti vedete Le Béton Armé, questa rivista che viene data in abbonamento agli associati, è l'organo degli agenti e concessionari del sistema Hennebique. Pubblica riviste, nascono libri, nasce un filone nuovo che ovviamente è nelle mani degli ingegneri. Anzi, l'uso del cemento armato dà forza all'ingegnere. Il calcolo, qua per la prima volta il problema statico diventa un problema enormemente complesso. Non si tratta più di
lavorare a compressione, scusate se entro nel merito di questioni fisiche, cioè di spinte dall'alto verso il basso, come in tutta la tradizione costruttiva. Empiricamente la compressione si può governare, ma qui entrano in gioco stimoli e sforzi come il taglio, la torsione, che esigono il calcolo matematico. Ecco che nasce l'ingegnere calcolatore, figura ancora oggi ben presente nel panorama internazionale, ma soprattutto è calcolatore di strutture in cemento armato. Con il brevetto NBIC e questo tipo di costruzione nascono, anche si consolidano le imprese. Anche qui ci sarebbe da fare un ciclo a parte, ma le imprese, come le imprese edilizie, nascono nell'Ottocento, prima con i lavori pubblici, le ferrovie, il fatto che ci sia un capitolato e ci siano delle norme condivise, ma soprattutto si consolidano nell'età del cemento armato. Molte imprese, quelle che ancora oggi ci troviamo di fronte, nascono in quel periodo di fronte alla necessità di creare un sistema adatto a realizzare costruzioni complesse come quelle in betonarmé. E questi sono alcuni dettagli del sistema NBIC che viene spiegato in termini molto semplici. Vedete, si tratta di una serie di nervature sia orizzontali che verticali dove l'acciaio viene gettato dentro delle casseforme che permettono di avere delle strutture in cemento e sabbia e ghiaia. Ecco, vedete, plancher, che vuol dire solaie, e poutrelle in beton di cemento armato. Sono tutti tratti dai manuali di NBIC. Anche l'Italia, anzi, l'Italia è uno dei paesi che più entusiasticamente adotta questo sistema, vista la scarsità di ferro. Qui vediamo i primi edifici costruiti col sistema NBIC, sono edifici industriali, edifici nel campo dell'utile. Nasce allora la scienza delle costruzioni, se volete la scienza delle costruzioni, no scusate ho detto una castronata, cambia, si modifica, diventa qualcosa di molto legato alla costruzione in cemento armato, ma in Italia la grande prova generale della costruzione in betonarmé sarà il terremoto nello stretto di Messina nel 1906 o 7, 6, mi ricordo. Vabbè, insomma, nel primo decennio del Novecento. Ecco, soprattutto Reggio Calabria è una città quasi completamente ricostruita con un sistema NBIC nell'idea che la costruzione in cemento armato sia asismica, cosa che poi è stata largamente contraddetta, ma allora si credeva che così fosse. Ecco, questa è un'immagine di edifici pubblici a Reggio Calabria. Ma nel frattempo l'ingegnere riesce a creare anche una poetica del betonarmé. Qui gli italiani hanno avuto un ruolo molto importante, Pierluigi Nervi e il famoso hangar di Orbetello che viene costruito nei secondi anni 30, dove il genio italico si applica al fatto che il ferro manca e infatti Pierluigi Nervi adotta un sistema costruttivo dove l'anima metallica non è fatta di tondini d'acciaio, ma è fatta di una specie di rete da pollaio. Questo gli consente grande leggerezza e, come dire, riesce a fare di necessità virtù, riesce a costruire grandi campate molto più leggere di strutture realizzate invece con i tondini in acciaio. Una poetica del cemento armato di cui l'ingegnere diventa ovviamente colui che ne ha le chiavi, quindi l'ingegnere è a questo punto colui che entra anche nella sfera del bello, non solo dell'utile e della firmitas, come abbiamo detto prima. Questo è un altro edificio iconico in betonarmé che è Lingotto, lo stabilimento del Lingotto a Torino negli anni 20, ancora l'hangar di Orbetello. E scusate, mostro questa immagine che ho trovato in rete, non perché mi stiano antipatici gli ingegneri, ma da una parte ricorda
la matrice militare, che abbiamo visto essere forte. Ancora in Francia gli studenti dell'École Polytechnique sfilano in divisa il 14 luglio, ma anche perché l'ingegnere, come vedete, assume sempre di più un atteggiamento che è assiomatico, basato sulle scienze esatte, sui numeri, è così e non può essere così. L'architetto viene accusato invece di occupare il campo dell'arbitrario, di essere eccessivamente soggettivo. Genio e sregolatezza, si diceva una volta, forse a volte più sregolatezza che genio, ma questi sono due stereotipi che in realtà corrispondono a degli elementi reali. Ma veniamo alla parte finale. Allora, abbiamo detto che per tutto l'Ottocento si cerca di mediare tra l'architetto votato al bello e al culto dell'arte degli antichi e l'ingegnere votato al calcolo e al mondo dell'utile. Ci sono stati vari tentativi, ad esempio nel Veneto, da un certo momento in poi, gli ingegneri che studiavano scienze fisiche e matematiche a Padova potevano poi seguire un biennio all'Accademia di Venezia, ottenevano l'assolutorio, si chiamava così, che li trasformava in ingegneri architetti, il che vuol dire che potevano affrontare qualsiasi tema, anche quelli che gli architetti cercavano di difendere, cioè disegno di facciate, disegni di chioschi, monumenti e piccoli edifici. Nell'altro senso invece non funziona. Chi si diploma all'Accademia di Belle Arti resta tale e il suo campo d'azione resta limitatissimo. Questo fino all'inizio del Novecento. Dopo la Prima Guerra Mondiale il problema comincia ad essere risolto e curiosamente colui che più di altri definisce e ottiene una figura di architetto più votata alle tecniche è un ingegnere. Gustavo Giovannoni, che vedete qua, un ingegnere romano che però ha frequentato molto gli storici dell'arte. Da un certo momento in poi, dopo aver seguito le scuole di ingegneria, diventa assistente di Adolfo Venturi. Adolfo Venturi, molti di voi l'avranno incontrato, il fondatore della storia dell'arte in Italia, o considerato tale. E per tutta la vita Giovannoni, che era nato nel 1870 e qualcosa, predicherà la necessità della sintesi. Sintesi è la parola che ricorre continuamente. Sintesi tra tecnica e arte, tra il bello e l'utile, tra i compiti dell'architetto e quelli dell'ingegnere. E disegna una figura di architetto che poi troverà riscontro nella legge sulle professioni nel 1923. Siamo esattamente al passaggio tra l'Italia liberale e l'Italia fascista. Un architetto che non è più soltanto l'architetto che sogna, come nell'Architect's Dream che abbiamo visto, ma un architetto che si cimenta anche con le scienze esatte, con le tecniche e con la scienza. La legge sulle professioni permette all'architetto di firmare qualsiasi tipo di progetto, anche quelli staticamente più complessi, ma dà però all'architetto, rispetto all'ingegnere civile, una serie di carte in più. L'architetto è l'unico che può mettere mano sugli edifici vincolati. Cioè l'architetto è quello a cui compete l'ambito della storia e della tradizione, diciamo così, incarnata nell'edilizia monumentale, mentre l'ingegnere viene limitato soltanto alle nuove costruzioni. Questo, badate bene, perdura ancora oggi. C'è un continuo tentativo dell'ordine degli ingegneri, dei rappresentanti dell'ordine, di rompere questa sorta di limitazione, no, senza sorta, questa limitazione, ma questo non passa. Gli architetti continuano ad avere il monopolio in materia di edifici vincolati. In più in quegli anni si stanno affacciando, qui vediamo un'altra immagine di Giovannoni e la rivista che lui fonda, Giovannoni ovviamente quel signore in alto, qui lo vediamo in Orbace, vicino al re Vittorio Emanuele, all'inaugurazione di una mostra a Roma, ma diciamo che in quegli anni emergono due nuovi tipi di problemi che rendono più complessa la questione. Dall'altro il tema dei monumenti, della tutela dei monumenti, e l'abbiamo già in parte visto, no? Quelle che noi chiamiamo sovrintendenze in Italia nascono
nell'ultimo decennio dell'Ottocento, e gli architetti possono accedere alle sovrintendenze ai beni architettonici, non gli ingegneri, ancora oggi è così, più o meno, insomma. E il secondo tema che emerge è la cosiddetta urbanistica, cioè la dimensione urbana del progetto. E anche qui Giovannoni e in parte la legge danno una sorta di, se non esclusività come nel caso dei monumenti, però una sorta di prelazione all'architetto. Così non sarà, poi vedremo anche molti ingegneri urbanisti. Quindi si designa una figura nuova di architetto, mentre quella dell'ingegnere resta più o meno quello che era, una figura di architetto che non ha nulla a che vedere più con l'architetto Beaux-Arts, come l'abbiamo chiamato, cioè ha una parte che ancora si rifà alla tradizione della copia del vero, del disegno, ma ha tutta una parte che si lega alle scienze fisiche e matematiche. La scienza e la tecnica delle costruzioni, che in un curriculum di uno studente di architettura costituiscono il punto d'arrivo di una sequenza di materie scientifiche. Ecco, qui vediamo alcuni schemi urbanistici che nascono in quegli anni e che sono, come dire, redatti nell'orbita di Gustavo Giovannoni e della sua scuola. Non a caso Roma è la prima città che tiene a battesimo una scuola di architettura di questo tipo, quella di Roma che vediamo qui. Questa è la prima scuola superiore di architettura, Valle Giulia, con una sede ad hoc, 1919. Poi da lì al 1931 nasceranno una serie di scuole di architettura che sono figliate o dall'Accademia di Belle Arti, come nel caso di Roma, Venezia, Napoli, Firenze, Palermo, oppure dalle scuole di ingegneria, come nel caso di Torino e di Milano. A sottolineare questo fatto che la nuova figura di architetto si colloca in una posizione intermedia tra il campo dell'ingegneria propriamente detta e il campo dell'architettura, così come veniva prima concepita. Non so come mai in quegli anni di discussione Sironi disegna, progetta, sono tutti dipinti del 22-23 quadri che si chiamano L'ingegnere, quello che vedete a sinistra sullo sfondo di l'architetto che vedete a destra, ancora l'architetto col compasso in mano e dietro degli elementi che si rifanno all'architettura greca. Questa era l'immagine che compariva nella dépliant della serie. E vedete, questi sono quadri. Quello di destra si chiama I costruttori, invece. Siamo sempre tra il 23 e il 1925. L'ho messo vicino a questa immagine di città perché ci sono delle similitudini sul piano del colore dei volumi. La scuola l'abbiamo già vista, ma che succede però a un certo momento, siamo negli anni 20, irrompe prepotentemente quella che viene chiamata architettura moderna, architettura funzionale o movimento moderno, veicolata da personaggi di spicco come Le Corbusier che vedete a sinistra insieme alla moglie modella e a una serie di pittori d'avanguardia. Che significa questo? L'irrompere dell'architettura moderna nel periodo tra le due guerre e poi a proseguire dopo la guerra. Qui vediamo una delle unité d'habitation di Le Corbusier. E voglio sottolineare che qui, come dire, l'architetto rivendica una sua propria poetica del cemento armato, e Le Corbusier in questo è fondamentale, ma questo irrompere scardina l'ordinamento che abbiamo visto consolidarsi in Italia negli anni 20. Perché lo scardina? Se quelli meno giovani di voi ricorderanno che i tumulti nelle scuole di architettura cominciano ben prima del 68, le prime occupazioni a Venezia e a Milano sono del 62-63. Perché? Questo nasce da un conflitto tra i modelli portati dall'architettura moderna e quello che è l'insegnamento, così come era stato stabilito da Giovannoni e compagnia attorno alla metà degli anni 20, che ancora era basato sulla copia di monumenti, sulla copia del vero e soprattutto sul primato del disegno. Questa ovviamente è una mia interpretazione, non pigliatela come oro colato,
ma l'arrivo dell'architettura moderna, con tutti i suoi nuovi dogmi e assiomi, perlomeno, come appunto lo spazio minimo, la razionalità nell'uso dei materiali e degli spazi, fa veramente da detonatore alla protesta studentesca. Qui vedete uno spazio minimo, quello realizzato da Mies van der Rohe in uno dei progetti. Ecco, vedete, Mies van der Rohe, che aveva come motto il meno è più, less is more, il padre, il maestro del minimalismo, davanti a un modello di una sua costruzione, la prima che realizza dopo essersi trasferito dalla Germania agli Stati Uniti, cioè l'Illinois Institute of Technology di Chicago, vedete come l'acciaio sia diventato anch'esso fonte di poetica, ma non è la poetica dell'ingegnere, è una poetica che ha molto a che fare con il minimalismo astratto dell'arte contemporanea. Tutto questo confligge appunto con quel tipo di preparazione che era stato definito negli anni '20 per l'architetto italiano. Paradossalmente però ancora oggi quello che viene contestato costituisce in parte la forza dell'architetto, cioè questo avere una sorta di monopolio rispetto alle questioni che hanno a che fare con la storia e con i monumenti, cosa che viene almeno diciamo negli aspetti più clamorosi, più evidenti, contestata dagli studenti degli anni 60 e primi anni 70. Non vi sto a parlare degli archistar e del mito di alcuni architetti come il signor Frank Gehry che vediamo in questa immagine recentemente scomparso, ma capite che questo in fondo è figlio di una rivoluzione degli ultimi anni che però guarda più alle punte che non al fenomeno generale. Io ho finito, spero di avere innanzitutto di essere stato chiaro, cosa che non credo di aver fatto, vista la gran mole di argomenti, di nomi e di luoghi che vi ho buttato in pasto, ma spero anche di avervi suscitato delle curiosità che magari potrete, non dico soddisfare questa sera, anzi non lo penso affatto, ma magari in separata sede attraverso un'ampia letteratura. Diciamo per concludere che la letteratura legata all'architettura è un tipo di letteratura che tende a respingere il non specialista. Si usa il termine architettese, scritto in architettese, termine assolutamente calzante per dire che spesso c'è una sorta di atteggiamento criptico, di scrittura criptica nei confronti del povero lettore. Grazie.